Ok, buongiorno a tutti. Chiedo a tutti di prendere posto intanto che ci mettiamo in questo spirito, no? Di iniziare il nostro culto. Intanto benvenuti nella grazia e nella pace del nostro Signore. Amen. Se tu hai portato la parola di Dio, io ti invito ad aprire con me nella lettera del Nuovo Testamento agli Ebrei al capitolo 12. Ebrei capitolo 12. Noi leggeremo i primi versetti che si trovano in questo capitolo. Capitolo 11 ci parla degli eroi della fede, no? E il capitolo 12 all'inizio ci dà un'esortazione di comportarci come questi eroi della fede. E dice così il testo, Ebrei capitolo 12 al versetto 1. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Allora, questo testo ci parla di un invito, ossia il Signore stamattina ci invita a correre la gara cristiana deponendo pesi e ogni peccato che fa parte della nostra vita. Tu hai mai visto un centometrista, per esempio, correre con uno zaino in spalla? Non è possibile. Perché? Perché lui deve dare il massimo in quei 10 secondi e chi ha superato i 40 da un po' di tempo come me si rende conto che la vita è una corsa di 100 metri. No? Arrivi alla fine, al traguardo e non ti sei accorto che sono già passati. Perciò noi dobbiamo correre quel tempo che ci rimane, no? Quello che ci rimane per partire, per andare nell'eternità, come? Come ci ha proposto questo scrittore che non sappiamo chi è, ma sicuramente l'autore è lo Spirito Santo, che ci dice di deporre i pesi e di deporre i peccati e correre con perseveranza il tempo che ci rimane. Io vorrei cominciare il nostro culto con questo spirito, ok? Ti invito ad alzarti in piedi e pregare insieme a me, così siamo già pronti per la lode, per l'adorazione, e mettiti in questa logica. Ogni giorno noi abbiamo una corsa da correre, la corsa cristiana, una corsa che ha a che fare con delle sfide, abbiamo un avversario che combatte contro di noi, ma noi dobbiamo arrivare al traguardo e il Signore dice prima di partire ogni giorno deponi i tuoi pesi, ossia le tue preoccupazioni, deponi il peccato che ti tira verso la partenza, non verso l'arrivo, e corri con perseveranza guardando a Gesù, perché Lui ce l'ha fatta e la parola di Dio dice che se noi abbiamo ricevuto Cristo come personale Salvatore e Signore, noi possiamo essere più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. È così che dice la parola di Dio. Quindi chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare col tuo Signore, quel Signore che ti ha salvato, quel Signore che ti ha dato speranza, quel Signore che ha cambiato la tua vita. E Lui è qua per dirti, ce la puoi fare, puoi arrivare al traguardo, ma deponi le tue preoccupazioni ai miei piedi, deponi quelle abitudini cattive che ti portano lontano da me. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico, perché nella tua presenza, Signore, ogni istante passato è un istante speso bene. È un istante, Signore, che ci procura gioia, ci procura pace e ci dà soprattutto una visione per l'eternità. Noi, Signore, siamo qua di passaggio e la vita è breve. E voglio, Signore, veramente che la tua Chiesa, come la mia famiglia, come la mia casa, come la mia persona, possano avere, Signore, questo sguardo rivolto verso di te. Signore, dobbiamo guardare a chi ha già vinto, per poter vincere insieme.
Dobbiamo guardare a Cristo. E ti chiedo nel nome di Cristo Gesù questa mattina che noi possiamo sperimentare uno spirito di libertà, uno spirito di pace che ci porta alla tua presenza. Io ti ringrazio, Dio, perché tu ami stare insieme ai tuoi figli, nel mezzo del tuo popolo. Signore, tu stai già camminando tra le file di questa Chiesa, cercando cuori disposti, Signore, a cambiare qualcosa perché la tua gloria possa essere rivelata in noi. Benedici, Signore, tutte le scelte che verranno fatte questa mattina per il tuo onore e per la tua gloria, e che questo culto sia ripieno del tuo Spirito, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Prima di adorare il Signore, ti invito a fare una cosa. Non solo siamo qua per stare alla presenza di Dio, che questa è la cosa più importante ovviamente, ma siamo qua anche insieme ai nostri fratelli, no? Forse è una settimana, 2 settimane o di più che non li vedi. Ti invito a lasciare il tuo posto, a dare un saluto, una parola di benedizione alla persona vicino a te, dietro di te, ok? Lascia la tua seggiola, lascia la tua zona di conforto e benedici la persona vicino a te.
qui questa mattina per adorare il nostro Signore, amen? Adorarlo con gioia, con fede, sapendo che Lui può fare grandi cose nelle nostre vite. In questa prossima musica canteremo che a Lui diamo la gloria. Spesso nelle nostre vite ci dimentichiamo di quanto sia importante l'adorazione, di riconoscere quanto sia grande Dio nelle nostre vite, riconoscere che senza di Lui non abbiamo niente, riconoscere che abbiamo bisogno delle Sue benedizioni, della Sua presenza e della passione verso di Lui. Questa mattina, Padre, vogliamo chiederti che la Tua passione, Signore, che questo Tuo fuoco possa venire su di noi, Padre, e che possiamo adorarti con un cuore sincero, Signore, che possiamo comprendere la Tua volontà, Padre, capire quello che vuoi per le nostre vite, Signore, e che possiamo ogni giorno prendere la nostra croce, Signore, e in tutto questo fare queste cose con passione, Padre, avere la volontà di conoscerti, di avere una relazione con Te, perché questa non è una religione ma una relazione con Te, Padre. E a Te diamo la gloria, Signore, diamo l'onore, perché sei l'unico Re, l'unico Dio esistente, onnipotente. Sappiamo che Tu sei qui con noi, Padre. Riempici di Te, Signore, riempici del Tuo Spirito affinché possiamo fare la Tua volontà, affinché possiamo gioire nelle nostre vite anche durante le difficoltà, Padre, e possiamo avere fede anche quando non sappiamo cosa fare, Signore, anche se non vediamo la via, Signore, che Tu possa essere la nostra luce, Padre. E riempici del Tuo Spirito, Signore, questa mattina, Padre. Amen. Che da Lui, grazie a Lui, e per Lui sono tutte le cose. Perché da Lui, grazie a Lui, e per Lui sono tutte le cose. A Lui la profonde ricchezze di conoscenza di Dio, incommensurabile Suoi giudizi e le sue vie. Che profonde ricchezze di conoscenza sempre. Amen.
ancora. A Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, per sempre. Amen. A te va la gloria, Padre. Noi dichiariamo questa mattina, Signore, che Tu sei grande, Padre, che solo Tu sei degno della nostra lode, Padre, che solo a Te va la nostra adorazione, Signore, che Tu sei più grande dei nostri problemi, Padre. Noi Ti innalziamo questa mattina, Signore, e Ti ringraziamo per le benedizioni che molte volte non riconosciamo nemmeno, Padre, ma sappiamo che Tu fai grandi cose nelle nostre vite anche se noi non lo vediamo, Padre. Siamo totalmente grati, Padre, per la Tua fedeltà, per il Tuo amore, per la Tua grandezza, per la pace che metti nei nostri cuori, per il Tuo abbraccio, Padre, perché Ti prendi cura di ogni singolo dettaglio delle nostre vite, Signore, e noi non meritiamo niente di tutto questo, Padre. Nel nome di Gesù, amen. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. C'è luce intorno al Re, la voce sua si udrà, il male tremerà, il male tremerà. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Il tempo è manca a te, eterno senza età, in cielo che fine sei, in cielo che fine sei. Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità, nelle ore la miei, nelle ore la miei. Dio grande Dio,
vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Dio grande, Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Solo la Chiesa. Dio grande Dio, canta che Dio grande si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Questa lode va a te, Signore, questo applauso va a te, Padre, perché sappiamo che tu sei grande, Padre. Sappiamo che senza di te non possiamo fare niente, Signore, riconosciamo la tua grandezza, riconosciamo che il tuo amore è grande, che non ci abbandoni mai, Signore. Questo tuo amore ci avvolge giorno dopo giorno, Padre, anche se non ce ne accorgiamo, Signore. E sappiamo che abbiamo bisogno delle tue benedizioni e della tua pace, Padre. E ti ringraziamo per essere presente qui oggi, Padre, per essere qui intorno a noi. Grazie per far parte di questa Chiesa, Signore. Grazie perché ci guidi, Padre. Grazie per averci reso una comunità unita, Padre, come una famiglia, Signore. Grazie per tutto, Signore. Amen. Meraviglioso sei, Padre. Meraviglioso sei per l'eternità, il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Padre di grazia, nessun altro è come te. Tu soltanto puoi guarire le ferite che ho nel mio cuore. Meraviglioso
nell'eternità, il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei, meraviglioso sei, meraviglioso sei, nell'eternità, il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Io non desidero che te, Io non desidero che te, non desidero che te, io non desidero che te, non desidero che te, io non desidero che te, non desidero che te, io 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 non desidero che te. Meraviglioso sei, meraviglioso sei, nell'eternità, il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei, meraviglioso sei, meraviglioso sei, Per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Sei meraviglioso, Padre. Grazie per la tua presenza, Signore. Dacci la passione che abbiamo bisogno. Dacci la costanza di cui abbiamo bisogno per seguirti, Padre. Noi non siamo perfetti. Ogni giorno sbagliamo, ma abbiamo bisogno del tuo perdono, ma soprattutto della tua guida, Padre. Perché non ha senso per noi decidere di allontanarci dal peccato, chiederti perdono e poi non seguirti, Padre. Abbiamo bisogno di questa passione, del tuo spirito, del tuo fuoco, Padre. Aiutaci a continuare questa relazione con te, Padre. Ti siamo grati per la tua presenza, perché noi non ci meritiamo questa tua presenza, questo tuo fuoco verso di noi, Signore, questo tuo abbraccio. Ti chiedo che oggi tu possa aprire i nostri cuori alla tua parola, Padre, che possiamo comprendere la tua volontà, Padre, che possiamo vedere le cose come tu le vedi, Padre, che possiamo avere degli occhi spirituali, Signore, alle cose, che possiamo comprendere la tua volontà quest'oggi, Padre. Nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Che questa ultima frase della canzone possa essere una verità nella nostra vita, no? Hai conquistato ogni parte di me. E io so una cosa,
che il nostro Signore è come una fidanzata siciliana, sai? Tu sai come sono i siciliani, no? In Italia sono gelosi da morire. Appena tu mandi uno sguardo un pochino a destra, un pochino a sinistra, lui dice: ehi, chi stai adocchiando? Sono io il tuo Signore, ok? E questo è il nostro Dio. Lui in Esodo capitolo 20 dice proprio: io sono un Dio geloso. Che il Signore possa veramente aver conquistato ogni parte del nostro essere, mente, anima, spirito, corpo, per la sua gloria. Amen. Efesini capitolo 5, versetto da 15 a 21, dice così la parola di Dio: guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Provate a immaginare cosa diceva l'Apostolo Paolo ai suoi tempi: i giorni sono malvagi, figuriamoci oggi, no? Peggio che mai. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni gli altri nel timore di Cristo. Preghiamo. Nostro Dio, nostro Padre, io ti benedico e ti lodo per questo tempo di adorazione che abbiamo passato. Adesso, Signore, la tua Chiesa è in aspettativa della tua parola, di una spinta, di un tocco guaritore. Perciò, Signore, io ti chiedo nel nome di Gesù di parlare al tuo popolo e di interpretare la tua parola alla necessità di ciascuno. Tu conosci ogni pecora che è seduta qui e anche questa pecora qua davanti che sta parlando. Abbiamo bisogno della tua voce, Signore, perché le pecore non possono camminare senza che tu parli come il nostro buon pastore. Ti ringrazio, Signore, perché tu sei qui in mezzo a noi e ti chiediamo veramente che quest'oggi possiamo uscire consapevoli che tu hai visitato il tuo popolo. Nel nome di Gesù, amen. A lettera agli Efesini, come Paolo sempre fa nelle sue lettere, dal capitolo 4 in poi, no? Lui parla di pratica di vita cristiana, ossia i primi 3 capitoli sono dedicati alla teologia, allo stato puro, ma dal capitolo 4 in poi lui comincia a dare consigli sulla vita cristiana pratica. E il primo consiglio che lui ci dà, che troviamo in questo testo di Efesini 5, dice che dobbiamo recuperare il tempo perché i giorni sono malvagi. Recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Il tempo oggi, vivere il tempo moderno è una sfida. Io sfido chiunque a dire: io sono una persona che vive tranquillamente la sua vita senza correre a destra e a sinistra, ossia proprio la caratteristica della società moderna è la corsa. Tu non sei mai fermo, devi sempre fare qualcosa, qualche attività, sempre risolvere dei problemi, sempre andare con la testa al di là della velocità normale che una persona può andare. E la cosa interessante che dice l'Apostolo Paolo nella sua lettera, che è parola di Dio, dice: noi dobbiamo recuperare il tempo perché i giorni sono malvagi. Il tempo può essere tiranno oppure può essere un nostro alleato. Una persona che veramente riesce a gestire la sua vita nel giorno d'oggi è una persona che riesce a gestire il suo tempo. Ed è una cosa interessante che la parola di Dio ci dice che ci sono 3 nemici giurati del vivere, percepire nel modo corretto, secondo la parola di Dio, il nostro tempo moderno. E tutte e 3 cominciano per P, ok? Quindi memorizza queste 3 cose che sono descritte nella parola di Dio, che ci dicono che quando entrano a far parte della nostra esistenza ci impediscono di vivere e di recuperare, di riscattare il nostro tempo, che è il tempo di oggi. La prima è la preoccupazione, prima P.
la seconda è il peccato e la terza è il passato. Preoccupazione, peccato e passato. Sono tre cose che ci impediscono di vivere il tempo di Dio oggi come Dio vorrebbe che noi lo vivessimo. Ma sta attento, la prima è la preoccupazione. Ok? Chi è che è mai stato preoccupato in questa sala di culto? Alzi la mano. Ok. La preoccupazione è una cosa umana, è una cosa normale, ma sta attento, analizza la parola preoccupazione. La parola preoccupazione è occuparsi prima della cosa che succeda. Okay? Quando io entro in una fase di preoccupazione, io vivo in un futuro e non vivo il presente. Cosa sarà? Allora, la frase tipica di una persona preoccupata è: cosa sarà in questa situazione? La parola sarà, il verbo sarà è verbo futuro. Tu vivi già in un futuro che ancora non è arrivato. Ti posso dare un consiglio? Tu hai potere sul futuro. Tu puoi controllare gli eventi. Io a volte, quando mi ricordo ancora quando lavoravo nel mio posto secolare, ancora 15 anni fa, no? I miei colleghi di lavoro, ma io quando sarò morto o quando sarò vicino alla morte, io dico: gente, ma come tu puoi pretendere di dire che cosa arriverà domani? Cosa puoi dire del futuro? Il Signore è padrone del futuro. Quando io vivo nel futuro con la mia preoccupazione, non riesco a vivere bene il mio presente, il mio oggi. È così che funziona la mente umana. Io cerco di afferrare quello che non si può afferrare. Io non sono padrone di quello che succederà. Chi è padrone di quello che succederà è il Signore. E qua la parola di Dio ci dice: non siate con ansietà solleciti di nulla, ma ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera, supplica con azioni di grazie, e la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Pastore, ma io ho ringraziato e io ho pregato. Sì, ma il terzo passo è il fondamentale. Ti dice che dobbiamo ringraziare con azioni di grazie. Allora sta attento, quando tu preghi e metti nelle mani di Dio una preoccupazione, qual è il passo successivo? Signore, io so che tu ti prenderai cura di questo, perciò io farò qualcosa che ti gradisce per ringraziare quello che tu sei e quello che tu farai. E se tu non arrivi a quel passo, la tua ansia, la tua preoccupazione non passerà mai. Tu devi dire al Signore: Signore, io ti ringrazio con la mia vita per quello che tu farai. Questa si chiama come? Si chiama non solo, ma più in là si chiama fede. La preoccupazione si supera con la fede. Questa è la prima P. La seconda P si chiama peccato. Il peccato fa una cosa molto diversa dalla preoccupazione, ok? La preoccupazione ti fa vivere nel futuro e non ti fa vivere il presente. Il peccato invece dice: vivi l'oggi senza preoccuparti del domani. Un domani io dovrò incontrare il Signore e quel peccato io dovrò rendere conto di quello che ho fatto. Ma io voglio vivere oggi come voglio io, perché è la cosa migliore da fare. Ti ricordi? E io mi ricordo benissimo di un personaggio che si chiamava Sansone. Abbiamo parlato ieri sera nell'incontro delle coppie. Signore, io voglio quella donna perché quella donna è bellissima. Sì, ma una filistea ti porterà un problema. Io voglio quella cosa. Cosa è successo a Sansone? Sansone è stato tradito dalla moglie, è stato preso dai filistei, è stato accecato, è stato messo con delle catene di bronzo, e la fine della sua vita, quell'uomo forte, quell'uomo che doveva liberare Israele dai nemici, che cosa ha fatto? Ha cominciato a girare in tondo nella prigione, girando una macina. Ed è quello che succede alle persone che continuano a insistere col peccato. Loro girano, sempre negli stessi problemi, senza visione spirituale e con qualcosa che li trattiene, trattenuti alle catene d'inferno. Perché il peccato è qualcosa che viene dall'inferno. Quando noi ci liberiamo dal peccato e cominciamo a pensare che un giorno noi dovremo mettere in mano al Signore la nostra vita e restituirgli il nostro tempo, allora noi cominciamo a vivere l'oggi onorando e glorificando il nostro Signore. Amen, Chiesa? Molla i tuoi peccati, molla quell'attitudine che ti fa male,
perché quello ti porta a non recuperare, a non riscattare il tuo tempo, ti fa vivere in un tempo di oggi che non tiene conto del tempo futuro, ossia quando noi incontreremo il Signore. C'è la terza P che abbiamo detto. Allora, il primo è preoccupazione, la seconda è peccato, la terza è come? Passato, che non è il passato di verdura, ok? È quello che io ho vissuto nella mia vita di prima. Che cosa fa una persona che vive nel passato? Continua a cercare di fuggire da qualcosa che non si può cambiare e rimane là nel passato e non vive l'oggi e neanche il futuro. Perché? Perché ci sono delle catene che lo trattengono e che non gli permettono di camminare con Cristo ogni giorno in libertà. Ci sono persone che sono schiave del peccato e soprattutto del passato. È interessante l'attitudine di tanti cristiani che io ho conosciuto. Allora, sta attento. Quante volte, pastore, io ho chiesto perdono, ma non sento perdono. Sento che sono ancora legato. Ti è mai capitato nella tua vita di chiedere perdono 3 o 4 volte al Signore e non sentire quella liberazione? Sì o no? Cioè, Signore, perdonami. Oh Dio, Signore, come ho potuto fare questo? Signore, perché sono arrivato a fare questo? Signore, come ho potuto fare questo? E tu continui e chiedi e perdono. Allora c'ho una buona notizia per te stamattina. Ok? Sei pronto? Non devi pagare per questa buona notizia. Il Signore Gesù, le ultime parole che ha detto sulla croce, è stata la parola è compiuto. Ogni peccato che tu hai fatto nel passato è perdonato nel nome di Cristo Gesù. Tu sei una persona libera. Tu sei una persona libera. Smetti di cercare di scappare da un passato che ti insegue. Consegna la tua vita a Cristo e Lui ti farà sentire una libertà che tu neanche ti puoi immaginare. Quando io consegno la mia vita a Cristo e smetto di essere schiavo del mio passato, posso dirti una cosa, il nostro Signore è uno specialista in recupero rifiuti. Lui è meglio della contarina, ok? Tu sai chi è contarina? È quello che raccoglie i rifiuti dalle mie parti, non so se anche dalle tue. Comunque ci sarà un gestore di rifiuti dalle tue parti, no? Che cosa fanno questi? Raccolgono rifiuti, recuperano rifiuti e riciclano rifiuti, li fanno diventare prodotti che noi andiamo a comprare poi al supermercato. Tu sapevi questo, no? Il Signore prende il tuo passato, ricicla il tuo passato e ti fa un predicatore della parola di Dio. Lui ti libera da tutto quello che tu hai fatto. Perché? Perché Lui ama essere un Dio che rigenera le vite delle persone. Questo è recuperare il tempo. Tu non devi essere schiavo né della preoccupazione, perché Dio ha detto io mi occupo del tuo futuro. Tu non devi essere schiavo del peccato, perché Dio si occupa del tuo futuro ancora una volta. E terza cosa, tu non devi essere schiavo del tuo passato, perché il Signore si occupa del tuo oggi e del tuo domani. Lascia Dio questa cosa e recupera il tuo tempo con Dio. Quando noi stiamo alla presenza di Dio, la libertà arriva, cari miei. Arriva perché il Signore si occupa del nostro tempo e la parola di Dio dice che noi dobbiamo gettare, 1 Pietro capitolo 5 versetto 7, su di Lui ogni nostra preoccupazione perché Egli ha cura di noi. Egli ha cura di noi. Prima Giovanni 3,20 dice, poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Dio conosce la tua vita, sì o no? Dio conosce la tua vita, sì o no? Lui sa perché tu hai peccato. Lui sa perché tu sei preoccupato. Lui sa perché quella cosa è successa nel tuo passato. E se il tuo cuore continua a autocondannarti, il Signore è qua stamattina per dirti, metti nelle mie mani tutta la tua storia e io ti renderò una persona libera. Dammi il tuo tempo e io farò di te una persona completamente nuova. Amen, Chiesa? Che meraviglioso Dio che noi abbiamo. Fantastico. Lui è capace di rigenerare una vita distrutta. La Bibbia è piena di questi esempi. Ha preso un assassino come Paolo,
un religioso come Paolo e l'ha reso un predicatore della parola di Dio, che ha sofferto per il Signore, sì, ma una persona completamente rigenerata. A volte noi siamo schiavi di cose che neanche più esistono, ok? Ed è così che ci insegna la parola di Dio. Recupera il tuo tempo, vivi l'oggi alla presenza di Dio, libero da preoccupazione, libero da peccato, libero dal tuo passato. Ma c'è la seconda cosa che l'Apostolo Paolo ci propone nel testo biblico che abbiamo letto. Dice: intendete bene qual sia la volontà del Signore. Se cominciamo a usare bene il nostro tempo in questi giorni malvagi, c'è il secondo step, che è intendere bene qual sia la volontà del Signore. Allora sta attento. Che cos'è la vita? Se io ti chiedessi oggi che cos'è la vita, okay? Cosa risponderesti? Interessante che la vita per definizione è una serie di esperienze che mi fanno raggiungere uno schema di verità che alberga nella mia mente. Ossia, se per tutta la vita, per esempio, okay, io ho passato eventi negativi e traumatici della mia vita, domani che cosa succederà? Domani, prima o poi, la mia mente è addestrata a dire che cosa? Succederà prima o poi qualcosa d'altro, di traumatico, di tragico, di terribile. Questo succede nella mente di una persona, ossia l'esperienza determina quello che io penso della vita. L'invito di Dio è: ascoltate bene, perché la mia volontà per voi è tutta diversa dalla vita che voi avete vissuto fino ad oggi. Il Signore ci invita, attraverso la scoperta della sua volontà, a guardare la vita in un modo completamente diverso da come noi l'abbiamo pensato fino ad oggi. C'è una storia che nella parola di Dio è molto interessante. Un giovane di 17 anni che prima, a 17 anni, è stato venduto dai suoi fratelli, ok? Seconda cosa, è stato sbattuto in prigione per più di 2 anni, innocente. E terza cosa, è stato dimenticato in prigione dalla persona che gli aveva promesso che lui lo avrebbe liberato. Sapete di chi sto parlando, vero? Sto parlando di Giuseppe, figlio di Giacobbe. Questo ragazzo di 17 anni non aveva struttura psicologica per affrontare la vita in quel modo. Tu prova a immaginare i tuoi affetti che ti vendono, ok? Poi sbattuto in prigione innocentemente, poi dimenticato in prigione. La vita il giorno dopo per lui, al terzo trauma, avrebbe potuto dire: ai mia vita, che cosa succederà domani? Sai quante volte noi facciamo questo? Ai Signore, ho patito ieri con la mia famiglia, patirò domani ancora la stessa cosa, succederà sempre lo stesso ciclo, perché la vita è ciclica, io so come funziona, ho esperienza di vita. Nessuno ha mai detto questo, vero? Io so come funziona. Fratelli, questa, e sorelle, amico che tu sei qua, questo è il peggior nemico di scoprire qual è la volontà di Dio. È il peggior nemico l'esperienza. Perché? Perché il Signore ci invita non a vedere la vita attraverso l'esperienza, ma attraverso i suoi occhi. Giuseppe avrebbe avuto tutte le ragioni per dire: Signore, domani sarà un altro problema. Ma il domani lui invece ha creduto che Dio poteva cambiare la sua esistenza, si è messo in ascolto della volontà di Dio, si è messo in ascolto della voce di Dio, e lui ha detto: domani succederà qualcosa di straordinario, perché io ho capito qual è la volontà di Dio. E se tu vai in Genesi capitolo 45, quando lui incontra i suoi fratelli più di 10 anni dopo, che cosa ha detto? Non preoccupatevi, perché Dio mi ha mandato qua, Dio mi ha mandato qua, Dio mi ha mandato qua. Aveva capito la volontà di Dio, sì o no? E come? Quando noi guardiamo gli eventi della vita e ne facciamo una verità assoluta, noi non siamo pronti a riconoscere qual è la volontà di Dio per la nostra esistenza. Noi non ci mettiamo in ascolto del nostro pastore. Ieri sera ho detto una cosa che ancora oggi, stamattina, mi fa pensare. Sai perché noi siamo chiamati il gregge di Dio? Tu sai che da cosa è fatto un gregge, no? O da pecore. Il Signore dice che ci sono anche le capre.
Ma la pecora è molto diversa dalla capra. Sai perché? Perché la capra è un animale distruttivo, dove passa la capra, tabula rasa, proprio non esiste più niente, mangiano tutto, ok? Le pecore invece mangiano solo l'erbetta fresca, ma le pecore hanno una caratteristica. Le pecore hanno un udito molto raffinato, ma hanno una vista talmente corta che se arrivano a 5 metri dall'ovile, tu sai questa cosa delle pecore, arrivano a 5 metri dall'ovile, loro possono girare in tondo fino a morirne perché non riescono a trovare la strada dell'ovile, perché la loro vista è corta, e le pecore hanno bisogno costante della voce del pastore. E quando una pecora comincia a dire io conosco la via di casa, è il momento giusto che tu comincerai a dire adesso dove sto andando. Quando Dio toglie il suo anello, quando Dio toglie la sua cappa di protezione su di te, tu ti rendi conto che veramente sei una pecora e tu hai bisogno di intendere bene qual è la volontà del Signore. Pastore, come faccio a capire qual è la volontà del Signore? Io so che prima o poi qualcuno mi lapida per questo, ok? Tu passi tempo con Dio. Tu passi tempo con Dio ogni giorno per capire bene qual è la volontà del Signore. Io più vado avanti, fratelli, più studio la parola di Dio, ogni tanto i miei figli mi dicono ancora ti ritiri nella tua caverna. Loro dicono proprio così, ma perché ti ritiri ancora nella tua caverna? Perché io voglio ascoltare la voce del mio Signore. Quando mi ritiro nella mia camera è per andare ad ascoltare la voce del Signore. Io non prendo più decisioni e ne ho sbagliate troppe, carissimi. Ne ho sbagliate troppe di decisioni perché non ascoltavo la voce del Signore, e noi dobbiamo intendere bene qual è la volontà del Signore. Ma se noi non passiamo tempo con Dio e se noi diamo fiducia alle nostre esperienze, noi non riusciremo a intendere qual è la volontà del Signore. Ed è questo che ci insegna questo testo biblico. Mi raccomando, ascoltiamo la voce del Signore. Giuseppe aveva meditato sulla volontà di Dio per la sua vita. E lui non aveva detto, Signore, domani sarò uguale a ieri perché io ho esperienza di vita. No, io ascolto la tua voce, io so che dopo queste esperienze traumatiche arriverà la gloria. E la gloria per Giuseppe è arrivata. Anche per te la gloria arriva. Anche per te la vittoria arriva, anche per me la vittoria arriva sulle situazioni della vita, ma noi non dobbiamo dire a noi stessi, io so come funziona, dobbiamo metterci in ascolto perché siamo pecore di Dio. Ascolta la voce del tuo pastore, che è il Signore. Terza cosa che voglio dirti, e c'è il terzo step, che dice così: dobbiamo ringraziare e dobbiamo essere ricolmi di spirito, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore Gesù Cristo. Quindi c'è il terzo step, siate ripieni di Spirito Santo. Allora vediamo se qua qualcuno ha fatto la scuola biblica con me di teologia. Quanti comandamenti ci sono nel Nuovo Testamento che riguardano lo Spirito Santo? Chi lo sa? Ai, studenti, dovete studiare di più. Quanti comandamenti ci sono? No, non 8. Quanti? Ho sentito una bravissima Lisi, un applauso a Lisiane. Ok. Lisiane, sarai premiata con un viaggio sul Piave con zanzare comprese, ok? Ok, 5 comandamenti che riguardano lo Spirito Santo nel Nuovo Testamento. Questi non sono consigli, ok? Sono comandamenti. Il primo comandamento dice: non rattristare lo Spirito Santo, ok? Seconda cosa, ossia non peccare perché il peccato rattrista lo Spirito Santo. Secondo, non spegnere lo Spirito Santo. Alimenta lo Spirito Santo ogni giorno con il tuo rapporto personale con Dio. Terza cosa, cammina per lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo ti parla, tu devi metterti in movimento. Poi dice: pregate per lo Spirito Santo. Quarto comandamento. Quando lo Spirito Santo ti indica, noi è interessante, facciamo una parentesi qua, che abbiamo uno stile di preghiera molto egoista, no? Tu sai che ci sono altri 5 tipi di preghiera, non stiamo qua a dirli tutti, ma la preghiera più gettonata del popolo di Dio, qual è? La preghiera di richiesta, ok?
Quando io vado a Dio, porto il carrellino come se entrassi in un supermercato e comincio a tirare giù, ho bisogno di questo, ho bisogno di questo, ho bisogno di questo, ho bisogno di questo. Il Signore dice, ehi, fermati, io sono il Signore. Qual è la preghiera che Dio vuole per prima? È una preghiera di adorazione, ok? E noi purtroppo nelle nostre preghiere dobbiamo mettere le priorità di Dio, non le nostre. Entra nelle porte del Signore con ringraziamento e con... Dove sono i musicisti e cantanti qua? Entrate nelle porte di Dio con ringraziamento e con lode. Bravissimi, avete studiato. Bravo, bravo Marcello. Ok? Quindi pregate per lo Spirito Santo. E ultimo comandamento che noi abbiamo nel Nuovo Testamento per lo Spirito Santo è: siate ripieni di Spirito Santo. Cosa vuol dire sta roba qua? Cosa vuol dire essere ripieni di Spirito Santo? Ok? Già la parola ripieni ci dovrebbe dire più o meno, almeno far immaginare che cosa significa essere ripieni di Spirito Santo. Significa esattamente che Cristo prende il mio posto nelle situazioni della vita, ossia Lui controlla interamente la mia personalità. Questo non vuol dire essere sempre perfetti, ok? Significa cadere, ritornare, cadere, ritornare, ma quando io cedo di nuovo i miei diritti al Signore, Lui prende il mio posto e io comincio a essere ripieno di Spirito Santo. Allora voglio raccontarti una storia che si trova in Atti degli Apostoli, capitolo 16, che ci dà l'esempio di cosa significa essere ripieni di Spirito Santo. Okay? L'Apostolo Paolo era un personaggio. Io sinceramente, vi dico la verità, non vorrei l'Apostolo Paolo come pastore di questa chiesa, ok? Dove lui entrava, lui litigava con tutti, perché per lui non c'era mai niente a posto. E io sinceramente ho detto, Signore, io ringrazio Dio perché Paolo non è presidente della nostra chiesa, ok? Ma lasciamo perdere, lui era una ruspa, lui apriva la strada, poi gli altri arrivavano, non a caso lui diceva Paolo ha fondato e poi Barnaba arriva e predica e poi c'è un altro che annaffia e infine Dio fa crescere tutto, no? Ossia Paolo era una ruspa evangelica, gli altri poi sistemavano mattone su mattone, ok? Ma Paolo a un certo punto della sua storia, in Atti capitolo 16, ti invito ad andare a leggerlo oggi perché è fantastico quel capitolo di Atti degli Apostoli. Lui voleva andare in Asia, ok? A predicare la parola di Dio. Perché in Asia? Perché in Asia c'erano delle città enormi, Efeso, Calcedonia e altre città dove c'erano migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di persone. Paolo era abituato a dei pulpiti dove lui predicava, centinaia, migliaia di persone si convertivano e a un certo punto dice la parola di Dio in Atti 16 che lo Spirito Santo gli ha impedito di andare in Asia a predicare la parola di Dio. E di notte il Signore si presenta a Paolo e gli dice no, tu non andrai in Asia, tu andrai in una città di Filippi, della città di Filippi dove io ti dirò cosa predicare. E Paolo arriva a Filippi, ok? Arriva a Filippi e la cosa interessante, non c'è neanche una sinagoga dove lui possa predicare, punto numero 1. Seconda cosa, non c'è nessun credente, l'unica persona che lui trova interessata al Vangelo, una persona sola, tu prova a immaginare l'Apostolo Paolo, ok? Che predicava a folle intere, trova una persona lungo il fiume, una donna di nome Lidia, che lo ascolta e si converte, ma una persona. Dopo di quello Paolo viene preso e messo in prigione. E in quella prigione lui viene chiuso con i ceppi, dice la parola di Dio, incatenato, fermo lì. Provate a immaginare un missionario che era là che friggeva, Signore, devo andare a evangelizzare. Calma, calma, sei lì, è il tuo posto, è dove io ti volevo. Ma l'Apostolo Paolo era ripieno di Spirito Santo. Okay? Che cosa lui stava facendo a mezzanotte? Lui cantava, lui lodava il Signore, lui innalzava il suo cuore e la sua voce al Signore in quella situazione in cui poteva dire Signore, ma perché mi hai fatto venire qua? Perché io sono in una prigione quando dovrei essere nelle piazze a evangelizzare? Calma. Tu fai la tua parte, tu sii ripieno di spirito, tu lode e adora il Signore. Sai che cosa è successo quella notte? La parola di Dio ci racconta che le fondamenta di quella prigione sono tremate, le porte si sono spalancate, i ceppi gli sono caduti dalle mani, è entrato il carceriere e ha detto Signore, cosa sta succedendo? Aiutatemi a capire come devo essere salvato. Hai capito? Quando io sono ripieno di Spirito Santo, sai che cosa succede? Le porte delle prigioni
tue prigioni personali si aprono, le fondamenta vengono scosse e le persone attorno a noi vedono che c'è qualcosa di diverso in noi. Quel carceriere si è convertito perché ha visto l'Apostolo Paolo lodare e pregare il Signore nel momento più buio della sua vita. Quante volte quando arrivano i momenti bui, fratelli, noi che cosa facciamo? Ci tiriamo i capelli e diciamo: Signore, perché? Questa è la domanda più sbagliata che tu puoi fare. Ok? L'altra domanda che tu puoi fare di completamente sbagliato è: fino a quando, Signore? Il Signore decide quando finirà questa storia. Ma sai qual è la domanda giusta da fare al Signore quando c'è il momento più buio? Se tu sei ripieno di Spirito Santo, tu farai questa domanda: a quale fine, Signore, mi succede questo? Questo significa essere ripieni di Spirito Santo. L'Apostolo Paolo era ripieno dello Spirito Santo e le persone si convertivano a fianco a lui e le persone cambiavano cuore a fianco a lui. Perché? Perché lui nelle situazioni più difficili della sua vita, lui era ripieno di Spirito, lodava e adorava il Signore e ringraziava Dio per quello che lui stava facendo. Noi non ci rendiamo conto che privilegio che noi abbiamo di servire il Signore. Fratelli, io posso aprire il mio cuore con voi? Posso? Ho questa libertà di aprire il mio cuore con voi. Io non concepisco un cristiano che entra in una chiesa, che si dice cristiano, si siede sulla seggiola e non fa nulla per glorificare il Signore. È una cosa folle. Noi siamo stati creati per adorare e onorare il Signore. E quando noi non facciamo niente, stiamo dicendo: Signore, io sono qua per prendere e non mi interessa niente della gloria che deve essere manifestata attraverso la mia vita. L'Apostolo Paolo aveva deciso. Nei momenti più bui della sua vita lui adorava il Signore perché era ripieno di Spirito Santo e la sua vita era evidentemente ripiena di Spirito Santo. Ed è per questo che Dio si manifestava nella sua vita. Io voglio predicare questa mattina per persone che stanno dicendo: Pastore, è tanto tempo che non vedo Dio manifestarsi nella mia vita. Arrenditi a Cristo. Arrenditi a Cristo, perché Lui vuole manifestarsi a te. Giovanni 14, capitolo 14, versetto 21, dice così: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E il Padre mio lo amerà, e io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Quando tu sei ripieno di Spirito Santo e fai le cose che Dio ti chiede di fare, Dio si manifesta a te. Dio non è un Dio che ci ha dimenticato. Ascoltami bene, tu pensi che Dio non ascolti le tue preghiere, tu pensi che sia un Dio sordo, tu pensi che Lui sia un Dio cieco. È noi che siamo ciechi e noi che siamo sordi. Il Signore ci ha detto tante volte: chi ha orecchie per udire, che cosa deve fare? Oda. Chi ha occhi per vedere, guardi quello che io sto facendo. Sai perché Dio non agisce certe volte? Semplicemente per un motivo, per la nostra incredulità, perché noi non siamo ripieni di Spirito Santo e non facciamo quello che Dio ci chiede di fare. Quando noi facciamo le cose semplici che il Signore ci chiede di fare ogni giorno, il Signore si manifesta nella nostra vita. Tu vuoi che Dio si manifesti nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua vita personale, nella tua comunità? Interessante che ci sono delle volte, fratelli, questo è fisiologico, ok? Ascoltami bene, che il culto non funziona esattamente come tu vorresti, ok? Tu arrivi e la lode va così, il predicatore non sempre fa quel messaggio, sai, che tocca i cuori. Noi dobbiamo smettere di pensare a livello personale: perché il predicatore non si è preparato, perché il gruppo di lode non ha provato abbastanza. No, perché la Chiesa è una somma di situazioni spirituali che si sommano durante la settimana, durante la giornata, durante quell'evento. Tutti noi siamo parte di quello che viene chiamato il corpo di Cristo. E se un dente fa male, che cosa dice la parola di Dio? Che tutto il corpo sta male. Io sono responsabile della mia Chiesa, tu sei responsabile della tua Chiesa. Non è possibile che tu entri, ti siedi e poi esci senza aver contribuito con l'opera del Signore, perché questo non è cristianesimo.
Cristianesimo è parte del corpo di Cristo. E Dio ha stabilito gli uni come profeti, gli altri come apostoli, gli altri come pastori, gli altri come dottori, gli altri con dono di misericordia, gli altri con dono di contribuzione, gli altri con altri doni. Perché? Perché siamo un corpo unico. E quando noi siamo ripieni di Spirito Santo, noi diamo il nostro contributo affinché la nostra comunità possa camminare insieme a Cristo. Altrimenti noi prendiamo una direzione lontana da Cristo. Il Signore vuole che noi camminiamo insieme ripieni di Spirito Santo. Paolo Apostolo aveva imparato come fare. Siate ricolmi di Spirito, siate ricolmi di Spirito. Poi interessante l'ultimo consiglio che la parola di Dio ci dà in questo testo, che dice così, che dobbiamo sottometterci, sottomettendovi gli uni gli altri nel timore di Cristo. Allora io so che i mariti protesteranno, perché i mariti, mogli, sii sottomessa a me come al Signore, no? Quante volte abbiamo detto questo alle nostre mogli? Tu devi essere, come Marcello, sottomessa. Che bello, no? Prendere in mano i propri diritti, no? Sottomessa lì, silenzio, ai fornelli. Stessa cosa diciamo ai figli, no? C'è una frase che io ogni volta che la dico mi mangio la lingua, e veramente i miei figli mi conoscono bene. Quando dico, voi dovete rispettarmi, quando dico così che esce fuori proprio, sai, spontaneamente, ho già perso il rispetto. Ed è vero, è una cosa che io mi sono proposto dal Signore di non dire più, ok? Non so se ce la farò, ma prima o poi ce la farò, ok? E la parola di Dio ci dà diversi tipi di sottomissione e ci dice, servi, obbedite ai vostri signori, ai vostri padroni, diverse forme di sottomissione. Le mogli sottoposte ai mariti, i servi sottoposti ai padroni. Poi ci dice di essere sottoposti alle autorità civili, in Romani capitolo 13. Poi dice anche di essere sottomessi a tutti gli altri. Sottomettetevi gli uni gli altri. Pastore, come funziona sta roba? Ossia, io mi devo sottomettere a chi? Sembra che qua io mi devo sottomettere a tutti, no? Però c'è una parolina magica lì in fondo che dice siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Allora posso raccontarti un'esperienza che io ho fatto tanti anni fa, però che è quella che mi ha toccato veramente nel profondo la vita, ok? Allora, all'epoca, si faceva il culto nella mia casa, no? C'era un missionario che arrivava una volta alla settimana e si faceva il culto nella mia casa. C'era un momento che questo missionario proponeva che per me era un abominio, ok? Quello che vi ho fatto fare oggi all'inizio del culto, ossia saluta il fratello, abbraccia il fratello, dai una benedizione al fratello. Quando il pastore alla fine del culto diceva adesso è il momento degli abbracci, c'erano i miei figli piccoli, io cercavo di prendere mio figlio e di andare fuori perché per me era una roba, io non riuscivo a sopportare questa cosa fisica, ok? Qualcuno che mi toccasse, che mi abbracciasse. Ok. Per 2 o 3 settimane io ho scampato questa cosa, no? Ma Dio è venuto a toccarmi. Un giorno, una domenica è venuto a toccarmi. Allora, è arrivato il momento, io già ero pronto, ok? Ho preso mio figlio, stavo per uscire. Dietro di me c'era il figlio di questo pastore che aveva 6-7 anni a quell'epoca. Mi bussa nella schiena, così, mentre io scappavo, okay? Mi bussa nella schiena e mi dice, Sandro, dov'è il mio abbraccio? La voce di un bambino parlando al mio cuore da parte del Signore. Ho cominciato a piangere, mi sono girato, l'ho abbracciato, perché Dio mi stava parlando. Quando qualcuno ci parla da parte del Signore, che venga da un asino, che venga da un bambino, che venga da una pietra, ci sta parlando da parte del Signore, noi dobbiamo sottometterci a quella parola in Cristo, perché viene da parte del trono del Signore. Noi dobbiamo imparare da tutti, fratelli. Dobbiamo imparare da tutti. L'Apostolo Paolo ci ha detto, io sono grato a chiunque ho incontrato, perché da chiunque ho imparato qualcosa.
Noi dobbiamo smettere, io sono l'autorità massima, io sono qui, io sono là, sai cosa? Carne che è destinata ai vermi. E qua su questa terra noi dobbiamo imparare da tutti. Ti ricordi cosa è successo? Quando quel profeta che si chiamava Balaam voleva andare a maledire il popolo di Israele. Ti ricordi chi è che gli ha parlato? Il suo asino. Il suo asino l'ha fermato e ha detto: ehi, dove stai andando tu? E quel profeta è stato costretto a sentire la voce del Signore attraverso l'asino. L'asini ci parlano. E il Signore dice: se voi non griderete alleluia, queste pietre grideranno. Ci sono delle volte, cari miei, che noi dobbiamo avere quella sensibilità spirituale di ascoltare la voce delle persone vicino a noi, perché ci parlano da parte di Dio. Non tappiamo le orecchie e non importa da chi viene, perché il mio compito qua sulla terra è crescere nella presenza di Dio. Non è dire tu sei questo, tu sei l'altro, non facciamo categorie. Sapete una cosa interessante, che il pastore è davanti alla comunità, deve essere un esempio della comunità, deve guidare la comunità, ma il valore del pastore non è diverso dal tuo. Alla presenza di Dio siamo tutti allo stesso livello, il valore è uguale, capito? E il mio compito è imparare ogni giorno dalla voce del Signore, da qualsiasi parte arrivi. È così che ci insegna la parola di Dio. Tu sei disposto a fare questo? Amen, Chiesa. Buongiorno. Hai capito la parola di Dio? Un giorno, per chiudere, un profeta di nome Eli, tu vai in prima Samuele, era un profeta vecchio che non era, dice la parola di Dio, che non era più in grado né di vedere, ma soprattutto non era in grado di udire la voce del Signore. Ok? E sapete che cosa Dio ha fatto per insegnare a quel vecchio profeta, che non ha più ascoltato fino alla fine della sua vita, è morto traumaticamente? Ha mandato un bambino di 8 anni di nome Samuele. E questo Samuele, là in quel tempo, predicava la parola di Dio, e la parola di Dio dice che non lasciava cadere a terra una parola di Samuele. Perché? Perché Samuele era la prova che il Signore usa chi vuole, come vuole e quando vuole, per far crescere le persone che Lui vuole che crescano. Ma noi dobbiamo essere disponibili. È questo che ci dice la parola di Dio stamattina, cari miei. Hai capito la predicazione? Hai capito la parola di Dio questa mattina? Ok? Vediamo se siete mnemonici e ricordate tutti i punti. La prima cosa che abbiamo detto: noi dobbiamo vivere recuperando il nostro tempo, ok? Liberandoci dal passato, liberandoci dal peccato e liberandoci dalle preoccupazioni. Seconda cosa, vediamo. Come? Ok? Nessuno? Come pregare, ossia dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo, ok? Terza cosa, buongiorno, vi lascio le fotocopie, ok? Dopo. Sottomettersi gli uni agli altri, questa è la quarta però. Ok? Torna indietro che gliele mostriamo tutte. Monique, per favore. Dai. Dobbiamo recuperare il tempo, secondo punto. Dobbiamo capire bene, intendere bene qual è la volontà del Signore. Terza cosa, dobbiamo ringraziare nello Spirito Santo, essere ripieni di Lui. E quarta cosa, sottometterci gli uni agli altri, questo lo sapevamo, ok? Capito la parola di Dio? Che il Signore ci benedica, preghiamo che Lui possa veramente trasformare le nostre vite a sua immagine e somiglianza. E io vorrei pregare per te, tu che sei preoccupato, tu che sei schiavo di qualche attitudine che ti fa male, oppure se il tuo passato ti sta inseguendo e tu non riesci a vivere in pace l'oggi. Io vorrei pregare per te e insieme a te, ok? Che il Signore possa veramente darti una vita di pace, di libertà e di piena comunione con Lui, ok?
chiudi i tuoi occhi, parla col Signore. E mentre tu stai permettendo allo Spirito Santo di toccarti, tu pensa che il Signore è colui che spezza ogni catena spirituale della tua vita. Lui vuole farti vivere una vita piena. E la parola di Dio dice in Colossesi 2,10 che in Cristo abbiamo tutto pienamente. Ma adesso è la nostra parte. Adesso noi dobbiamo fare quello che il Signore ci chiede. E io vorrei pregare per te perché questa libertà possa entrare a far parte delle nostre vite. La predica era per me, ma la predica è anche per te. Nostro Dio, nostro Padre, tu stai facendo un'opera questa mattina. Persone, Signore, che hanno bisogno di camminare in una piena comunione con te. Siamo qua alla tua presenza, Signore, che è una presenza che libera. La tua parola dice che se perseveriamo nella tua parola saremo veramente i tuoi discepoli e la verità ci farà liberi. Signore, c'è un popolo qua che sta pregando e che sta chiedendo, Signore, io voglio essere libero. Io voglio vivere l'oggi in piena comunione, con una pace profonda. E voglio fare quello che tu mi hai detto stamattina. E se tu sei qua e sei stato toccato dalla parola di Dio, io voglio pregare per te. E ti chiedo in questo momento di fare un passo di fede. Il Signore ti vuole liberare, veramente. Ma ti chiede di fare un passo di fede. Io ti invito ad alzarti lì dove tu sei e a chiedere preghiera insieme da parte del Signore. Tu hai sentito che la parola di Dio era per te? Alzati lì dove tu sei che io voglio pregare insieme a te. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Amen. Amen. Il Signore è in mezzo a noi, Lui vuole guarirci. Quante volte io ho guardato indietro nel mio passato, ho detto, Signore, come fai ad amare uno come me? E la risposta è semplice, perché io sono Dio, non sono uomo. Se tu stai legato al tuo passato, la parola di Dio dice che Lui è più grande del nostro cuore e conosce la nostra storia. E Lui ci dà un perdono completo. Se tu stai incollato alla seggiola e hai vergogna di alzarti, chiedi alla persona vicino a te di prenderti per mano e di alzarti insieme a Lui. Non avere vergogna, perché il Signore vuole una relazione con te. Amen. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio perché queste persone hanno dato un passo di fede, senza vergogna, senza pregiudizio, con piena fiducia, Signore, che tu farai un'opera. Ti chiedo nel nome di Gesù di liberare, di guarire, di aiutarci a camminare con te ogni giorno e di avere, Signore, quella consapevolezza che tu non ci molli, tu non desisti da noi. Grazie, Padre, per quello che tu sei nelle nostre vite e so che farai grandi cose attraverso di noi. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Tu puoi dare un abbraccio alla persona che si è alzata vicino a te, per favore. La Chiesa deve essere una Chiesa accogliente e chi dà passi di fede deve essere accolto nella presenza del Signore. Amen.
Adesso avremo il nostro momento di offerte. Vi chiedo di alzarvi in piedi per concludere questa ultima canzone. Se hai il piacere, se hai la volontà di contribuire per l'opera del Signore, puoi farlo in questo momento mentre canteremo questa musica. Cantiamo. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. C'è luce intorno al Re, la voce sua si udrà, il male tremerà, il male tremerà. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Il tempo in mano a te, eterno senza età, principio e fine sei, principio e fine sei. Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità, il leone e l'agnello, il leone e l'agnello. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il tuo cuore canta te, sei grande. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta te, sei grande. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio,
si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Solo la Chiesa. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, si vedrà che grande. Ti ringraziamo, Padre, per averci dato la possibilità di donarti qualcosa, Padre, di contribuire alla tua opera. Grazie per la parola di questa mattina, Padre. Ti chiediamo che tu possa condurci nelle nostre case, Signore, tranquillamente, Padre, in pace. Ti chiediamo che tu possa benedirci, Signore. Ti ringraziamo perché non ci fai mai mancare niente, Signore. Ti ringraziamo perché il tuo abbraccio è su di noi, Signore, la tua pace, il tuo amore, Padre. Grazie per questa parola che ci hai dato questa mattina, Signore. Ti chiediamo che tu possa continuare a parlare ai nostri cuori durante la settimana. Nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok, vi rubo ancora qualche istante per gli annunci che sono importantissimi. La prima... sì, ok, prima facciamo quello dell'assemblea, per favore, Monique. Allora, oggi pomeriggio, come voi ben sapete, c'è l'assemblea ordinaria della nostra comunità. Ci sono delle cose importanti da decidere, ma soprattutto ci sono anche delle comunicazioni importanti che noi tutti come Chiesa dobbiamo sapere, ok? Perciò se tu sei parte del corpo di Cristo e membro ufficiale della Chiesa, sei caldamente invitato a rimanere alla nostra assemblea. Ore 14, se non mi sbaglio? Sì? 14? Ok. Seconda cosa, allora il giorno 28/09 ci sarà una bellissima, grandissima inaugurazione del nostro nuovo culto giovani, che non sarà più qua nella sala nostra di culto, ma sarà nella sala nera. Ieri i ragazzi hanno cominciato a sistemare la sala, a mettere tende, ci sarà proprio, quella sarà la sala dei giovani e nessuno la deve toccare, è anche mia perché io sono giovane, ok? No, sarà veramente una cosa completamente nuova, il movimento che si chiama Agamove, ossia la Chiesa Agape in movimento attraverso i giovani. Quindi sarà una cosa bellissima, se tu sei giovane sarai veramente in un'aspettativa che io credo che sarà la giusta aspettativa. Ci saranno, e non so se posso dirlo, ci saranno delle magliette dedicate anche, e punto. Ci saranno delle magliette che possiamo indossare, quindi avremo anche un'identità, no, del nostro culto giovani e sarà tutto diverso, non sarà un culto da vecchi come noi, ma sarà un culto da giovani veramente a lode e onore del nostro Dio. Okay? Terza cosa, ok, Agape Kids, allora c'è una necessità nel nostro ministero infantile di
operai o di monitori. Chi si sente predisposto a lavorare nel ministero bambini, che non è un ministero semplice ma un ministero molto soddisfacente, ok? È interessante che nelle chiese in genere, no, piace a tutti lavorare davanti, perché davanti, ma il ministero bambini è un ministero dietro, ok? È un ministero dove tu soffri, dove tu lavori molto di più. Preparare una predica di questo tipo ci occorre qualche giorno, ma preparare un incontro per bambini, tu non ti puoi immaginare il lavoro che c'è dietro, tantissimo. È un lavoro duro, ma è un lavoro molto soddisfacente, perché i bambini sono spietati, ok? Quando dicono che gli è piaciuto veramente, non sono finti come certi adulti, ok? Ti danno veramente una grande soddisfazione. Perciò se tu senti che puoi essere una persona che può aiutare in questo ministero, sarai molto benvenuto. Puoi parlare con me, puoi parlare con i ragazzi che si occupano dei kids, ok? Altra cosa? A posto, era tutto qua? La slide dell'assemblea non c'era? No? Ok, a posto. Ok? Possiamo alzarci in piedi che chiudiamo con una preghiera? Signore nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo per il culto che abbiamo vissuto oggi nella tua presenza. E adesso, Signore, che torneremo alle nostre case, ti chiedo che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.